faccio una domanda rapidissima, perché siccome tu nei giorni scorsi hai messo pazientissimamente in fila, una dopo l'altra, le promesse non mantenute di Renzi, e gli annunci ai quali non sono seguiti i fatti, secondo te qual è quella più grave o quella che ti ha colpito di più? Ma quella che mi continua a colpire di più è il fatto che Renzi è diventato Renzi, ha vinto le primarie, ha vinto le elezioni europee dicendo noi dobbiamo avere un rapporto diretto con la gente, noi dobbiamo far scegliere ai cittadini i loro rappresentanti perché possano guardarli in faccia, esaminarli, se fanno bene confermarli alle elezioni successive, se fanno male mandarli a casa. Dopodiché ci ritroviamo l'Italicum con le liste bloccate come il Porcellum, con i nominati alla Camera, e al Senato l'abolizione delle elezioni con dei senatori nominati dai consigli regionali. Io credo che un tradimento più clamoroso del Renzi 1, non è che stiamo parlando, è un Renzi 2 che sta tradendo il Renzi 1. Beh, un tradimento più clamoroso di quello io non l'ho ancora visto. Poi vabbè, ci sono tante altre cose. Io ho messo anche le promesse rispettate, non sono molte, ma ce ne sono alcune che Quelle poi magari ce le racconterà l'onorevole Moretti. Subito dopo la pubblicità.